Buonasera a tutti ragazzi, le notizie brutte si susseguono sempre di più. In effetti un supercomputer ha fatto una strana, purtroppo, diciamo, ha emesso una brutta sentenza, chiamiamola così, va. In effetti questi ricercatori australiani già avevano fatto questo programma, cioè questo, diciamo, questo esperimento, utilizzando un programma Word On nel 1973 e già allora aveva dato degli esiti veramente negativi. Stavolta è stato fatto con un supercomputer di nuova generazione e il risultato, diciamo, che è emerso da questo supercalcolatore è che intorno al 2020 le condizioni del pianeta diventeranno veramente critiche, voglio dire, afferma così il rapporto del computer. In effetti, giustamente hanno messo l'inquinamento che ci sta, hanno messo tutte queste, giustamente tutte le cose che diciamo, tutte le notizie del mondo per simulare che cosa potrebbe accadere. Quindi hanno messo i livelli di inquinamento, la crescita della popolazione, la disponibilità di risorse naturali, la qualità della vita e diciamo e fare il calcolo, diciamo, di queste cose. Quindi diciamo che è stato proprio diciamo disastroso. In effetti entro il 2020, se non si farà nulla al riguardo, la qualità della vita sarà ridotta quasi a zero. L'inquinamento diventerà veramente così grave che già è un'azione inferiore rispetto al 1900, quindi intorno al 2040-2050 forse la vita così come diciamo, la conosciamo adesso ragazzi forse cesserà di esistere. Pensate un po' questo cosa ha detto sto coso, però giustamente lì hanno inserito tutti i dati esatti ragazzi, hanno messo inquinamento, hanno messo tutto, diciamo, quello che c'è nel, diciamo, nel mondo, quindi hanno fatto giustamente quanti ne siamo, che risorse abbiamo, le acque che ci sono, diciamo queste, poi hanno messo i terremoti, le ondate di calore, gli uragani, le eruzioni vulcaniche, cioè in effetti hanno fatto tutto questo calcolo, diciamo, approssimativo, e solo i dati messi come inquinamento, aumento della popolazione e riduzione, diciamo, dei generi di prima qualità, diciamo come il grano, la moria delle api e tutta questa, diciamo, conseguenza ragazzi porterà all'estinzione dell'essere umano, cioè di noi in effetti, entro il 2050. Se la cosa continua così, mi sa che signori miliardari i soldi ve li dovete mangiare, perché sta scritto anche nel supercomputer che questa è una ricerca australiana che già avevano fatto anni e anni fa con un computer dell'epoca, stavolta l'hanno fatto con un calcolatore, diciamo, di oggi. Quindi un supercomputer non è un computer ragazzi, ripeto, sono tanti computer messi insieme che fanno un milione e un milione di calcoli a secondo, quindi basta inserire i dati e quello poi ti dà giustamente quello che succede dopo, quindi c'è una probabilità del 90% che accada quello che dice il computer, di solito non sbagliano mai. Quindi ragazzi, purtroppo come sempre io penso che il pianeta Terra, secondo me, cesserà di esistere per com'è, perché l'avidità dell'uomo verso Dio denaro non si fermerà mai davanti a nulla. Quindi che dire, diciamo che noi già siamo abbastanza grandi, per l'amor di Dio nel 2040 può darsi che non ci sarò più io, però giustamente ci saranno i figli, i nipoti che purtroppo saranno vittime di questo nostro, diciamo, oggi egoismo verso il denaro, verso le fabbriche, plastica, tutto inquinamento, centrali nucleari, più chi ne ha più ne metta, quindi abbiamo distrutto noi il pianeta ragazzi, un po' gli eventi naturali.
il 60% ce l'abbiamo messo noi e abbiamo innescato questo come famoso punto di non ritorno, come lo chiamo sempre io, cioè un punto quando oltrepassato il piede dopo non si torna più indietro, cioè non hai possibilità di tornare indietro, quindi il pianeta, se cesserà di esistere, è per colpa nostra, quindi non diamo la colpa agli eventi eppure agli uragani, alle eruzioni, diamo la colpa all'inquinamento che abbiamo fatto noi. Siamo troppi, ragazzi, è matematica, sulla Terra siamo in troppi. Il supercomputer ha calcolato che con la popolazione attuale e con la crescita che ci sarà entro il 2050 l'uomo cesserà di esistere perché non avremo da mangiare. Cioè tutto quello che sta sul pianeta Terra non basta per noi, è per quelli che verranno, perché qua poi giustamente la qualità della vita è anche aumentata, perché con le medicine, con le cose, la durata della vita è anche in aumento. La crescita pure ci sta, ragazzi, e quindi automaticamente nel 2050 non ci sarà mangiare per tutti quanti noi, quindi ci sarà un'estinzione già del 40-50%. Ha calcolato il computer, che questo poi è un super computer. Quando si parla del computer che faccio i video su YouTube, ragazzi, qua si parla di computer complessi, che sono una serie di computer, non uno solo, quindi sono milioni e milioni di calcoli al secondo. E loro hanno fatto questo calcolo, e se noi la ci mettiamo, difatti, ragazzi, ci manca un anno per il finale, di inquinare il pianeta e di cercare di ridurre la popolazione, cioè non facendo 10 figli. Il punto sta sempre qua, di controllare un po' le nascite, perché, ragazzi, qua siamo troppi. Cioè anche con i soldi, a volte dico io no, ma siccome i soldi non ci stanno, ragazzi, non fate 4-5 figli. Quando hai fatto un bambino, 2, basta, ragazzi, non è che devi fare un esercito. Allora loro calcolano così, che se oggi siamo 8 milioni, fra 10 anni saremo il doppio di adesso. E il mangiare per tutta questa popolazione dove si prende? L'acqua per tutta questa popolazione dove si prende? Cioè non ci sarà cibo ed acqua per tutti. E ancora non abbiamo calcolato l'impatto che ci sul riscaldamento, era glaciale, quello che potrà succedere. Qua si parla solo del mangiare e del bere. E già non basta. Calcoliamo l'inquinamento, che giustamente più la popolazione aumenta più si inquina. Quindi, ragazzi, è d'obbligo che l'umanità sia la prossima, diciamo, specie vivente a rischio estinzione. Ragazzi, vi auguro una buona notte. Questo è l'ultimo mio video. Volevo chiudere, avevo visto questa notizia adesso, perché già l'avevo visto un anno fa più o meno, una notizia, però l'avevano fatto con un computer di vecchia generazione. Stavolta la stessa squadra l'ha fatto con un computer di nuova generazione e non è cambiato nulla, ragazzi. Il computer di 20 anni fa e quello di oggi hanno dato lo stesso risultato. Come si dice, cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, e così è stato anche per i computer. Ragazzi, buona serata e arrivederci.